Varcherà le porte del Tribunale di Venezia domani, in tarda mattinata. Dovrà rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari e chiarire la sua posizione, quella che secondo gli investigatori è stata cruciale per far entrare in regione il sistema GEC. Interrogatorio di garanzia per Lucio Fadelli, il dirigente dell'ufficio tributi regionale, da ieri mattina in carcere con l'accusa di associazione per delinquere e turbativa d'asta. L'inchiesta sugli appalti truccati per la riscossione delle tasse automobilistiche che dal Piemonte è giunta sino a Venezia. Per il ragioniere trevigiano, l'accusa di essere stato il grimaldello con il quale la società privata GEC era riuscita ad assicurarsi anche qui la gestione del bollo auto senza gara d'appalto. Fadelli si troverà davanti al GIP assistito dal suo legale, l'avvocato Marco Vassallo. Intanto le indagini dei carabinieri di Torino sono appena all'inizio. I militari, con i quali ieri mattina hanno collaborato gli uomini del nucleo investigativo di Venezia, non hanno sequestrato soltanto 2 faldoni di documenti, ma anche alcuni computer. Gli inquirenti non escludono che la pista veneta dell'inchiesta possa allargarsi e vedere indagate anche altre persone, ma per ora gli arrestati veneti sono 2. Oltre a Fadelli, Antonio Rigato, il direttore padovano di Engineering SPA, la società che affiancava la GEC per la parte informatica. Nel frattempo le polemiche politiche continuano, perché se il governatore Zaia ha spiegato di aver segnalato già a marzo i suoi sospetti alla procura sulla base di un esposto anonimo, l'Italia dei Valori in regione ricorda che già nel 2008 fu presentata una interrogazione nella quale si chiedeva perché veniva affidato a privati la gestione di un servizio prima svolto da enti pubblici e i rischi di questa scelta. Fadelli era l'uomo che si trovava a capo delle migliaia di richieste di pagamenti per il bollo auto 2008 piovute sui contribuenti veneti quest'estate. Un caos sollevato dall'associazione in difesa dei consumatori Adico, che ora chiede chiarezza anche su questo caso. Certamente, se durante l'indagine o l'inchiesta si dovesse insorgere che ci sono degli illeciti per quanto riguarda l'atteggiamento che questa vicenda ha avuto nei confronti dei consumatori che si sono trovati a pagare ingiustamente una sanzione che non era dovuta, valuteremo se c'è la possibilità di costituirsi parte civile al processo e magari chiedere i soldi indietro.